Buonasera dunque da Cesena, è una sfida bollente in chiave salvezza. Cesena e Ternana hanno deluso un po' tutti, subito le formazioni. Cesena sarà in campo con Fulignati in porta, Doncor, Scognamiglio, Swagger e Perticone in difesa, Vita, Schiavone, Di Noia e Laribi in mezzo al campo, Jallov e Moncini in attacco. Dall'altra parte la Ternana con Plizzari tra i pali, Valiant, Gasparetto, Rigione e Favalli in difesa, Defendi, Angiuli e Signori in mezzo al campo, in attacco Statella, Montalto e Carretta. Corsini. Subito contro Juventus. Scusa Delfino, scusa, ma dobbiamo intervenire. Delfino. D'accordo Corsini, dobbiamo intervenire da Cesena per segnalare il vantaggio della Ternana al 14° minuto con Valiant, dunque cambia il parziale. Cesena 0, Ternana 1, il gol di Valiant. A te la linea. Grazie Brughini. La vittoria dell'Inghilterra per 46-15. Scusa Pacitti, ma c'è il pareggio del Cesena, siamo al 19° minuto, ha segnato Moncini, dunque cambia ancora il parziale. Cesena 1, Ternana 1. A te la linea. Torniamo a Cesena, Brughini. D'accordo Corsini, perché la squadra romagnola è passata in vantaggio, dunque situazione capovolta, siamo al 22° minuto, ancora in gol Gabriele Moncini, dunque Cesena 2, Ternana 1. A te la linea. Cesena la mezz'ora superata da 2 minuti, la formazione di casa allenata da Castoria sempre in vantaggio per la 2-1 sulla Ternana. Insomma è una sfida che vale tantissimo in chiave salvezza, terzultima contro ultima. Fabrizio Castori, esperto e sornione, contro Mariani, contro Ferruccio Mariani, esordiente in Serie B. Lo ricordiamo che ha preso il posto 5 giorni fa sulla panchina della Ternana dell'esonerato Pocesci. Mariani praticamente viene dalla primavera della formazione rossoverde, la formazione Umbra, insomma è l'ex tecnico delle giovanili della Ternana. Ternana adesso in possesso di palla, dicevamo del vantaggio umbro con Valiant, ma attenzione al contropiede del Cesena, la conclusione potentissima dell'ex Di Noia che sfiora il palo alla destra di Plizzari. Gara veramente frizzante, molto bella, divertente. Dicevamo dunque del vantaggio della Ternana al 14° minuto con Martin Valiant, un sinistro dal limite potente e preciso che ha trafitto Fulignati. Poi in 2 minuti il capovolgimento di fronte, prima il pareggio di Gabriele Moncini sull'assist di Capitan Laribi e 3 minuti più tardi al 22° minuto il sorpasso del Cesena, ancora con l'attaccante romagnolo maglia numero 11 che ha raccolto un altro suggerimento, stavolta su calcio piazzato di Laribi, e di testa ha fulminato Alessandro Plizzari, giovane portiere della Ternana Scuola Milan. Attenzione ancora al Cesena e c'è il terzo gol della formazione romagnola, a segno proprio Jallov, per lui 10° gol in questo campionato. Azione insistita della formazione allenata da Fabrizio Castori proprio sotto la curva mare che ospita i tifosi bianconeri calorosissimi, e da 2 passi stavolta l'attaccante delle Gambia Jallov non ha potuto sbagliare, per lui 10° gol in campionato, nulla da fare neanche stavolta per Alessandro Plizzari. Dunque allunga il Cesena, siamo esattamente al 35° minuto, Cesena 3, Ternana 1. Ancora Cesena pericolosissimo, stavolta con Vita che dal limite ha messo realmente paura a Plizzari. Il pallone è terminato sul fondo veramente di pochissimi centimetri. Solo la squadra in campo è quella con la maglia bianca, è la squadra del Cesena. Perticone di prima intenzione, ancora un colpo di testa stavolta di Schiavone, stavolta c'è la bella parata di Alessandro Plizzari. Ci piace sottolineare il mega striscione esposto dai tifosi delle Cesena in curva mare, veramente uno striscione gigantesco in cui c'è scritto ciao Azeio, Cesena Cesenate è vero, il tuo gesto mai dimenticheremo. Infatti l'ex commissario tecnico della nazionale Azeio Vicini, morto qualche giorno fa, nato proprio qui a Cesena, che dopo l'esonero praticamente dalla formazione azzurra dall'Italia tornò ad allenare nella sua Cesena nel campionato di Serie B. Un gesto che i tifosi del Cesena, ma tutta la città, come detto, mai dimenticherà. E all'inizio c'è stato il commosso applauso per l'ex commissario tecnico appunto Vicini. E la serata, la grande serata di Gabriele Moncini, che qualche istante fa ha sfiorato la tripletta personale, una bella conclusione dal limite, pallone che è terminato sul fondo ma anche stavolta veramente di pochi centimetri. Siamo al 42° minuto, Cesena 3, Ternana 1. 15 Reggio Emilia, 12 Sassari. Attenzione, c'è il gol della Ternana proprio allo scadere del primo tempo, al 45° minuto. In gol è andato Carretta, dunque cambia ancora il parziale di questa partita veramente incredibile. Cesena 3, Ternana 2. Ultimissimi secondi
secondi del primo tempo al Dino Manuzzi e proprio adesso arriva il segnale di chiusura dopo un minuto di recupero. Dunque la situazione, la Ternana è rientrata in partita, Cesena 3, Ternana 2, il gol al 45esimo di Mirko Carretta di testa da distanza ravvicinata, nulla da fare per Andrea Fulignati, l'estremo difensore della formazione romagnola. 17 Trento, 22 Perugia, te la linea. D'accordo, proprio nel momento in cui la Ternana raggiunge il pareggio con Luca Tremolada, ma da sottolineare la papera, autentica papera del portiere del Cesena Fulignati, al quale è sfuggito il pallone. La conclusione dal limite di Tremolada non sembrava francamente irresistibile, un sinistro rasoterra vicino al palo, si è disteso alla sua destra Fulignati, poi improvvisamente, e non sappiamo francamente perché, il pallone è sfuggito dalle mani del portiere. Fatto sta che la Ternana è pervenuta al pareggio quando siamo al 25esimo minuto, insomma partita veramente pazzesca. Adesso siamo sul 3-3 fra Cesena e Ternana, dunque tutto da rifare per la formazione di casa allenata da Castori, che attacca ancora però con Laribi. Siamo ai 20 metri, cerca spazio il numero 5 e c'è la conclusione con il destro e il palo clamoroso di Capitan Laribi, veramente una conclusione al veleno spettacolare, ma il palo ha detto di no a Laribi. Ancora Cesena in attacco e il cross di Perticone, stavolta troppo lungo anche per lo stesso capitano romagnolo. Dunque non cambia la situazione, ma partita bellissima, entusiasmante. Siamo al 26esimo minuto, Cesena 3, Ternana 3. Che partita, quanti sussulti, quante emozioni stasera qui all'Orogel Stadium. Dino Manuzzi di Cesena, pallone in profondità di Scognamiglio indirizzato a Vita, ancora la formazione romagnola in possesso di palla con lo stesso Vita che appoggia corto a Karim Laribi, che si libera di due avversari, ancora appoggia per Fazzi, è entrato in campo nel corso del secondo tempo. C'è la conclusione dalla distanza e c'è il gol del Cesena, e dunque che torna avanti la formazione romagnola con Schiavone e ancora una colossale papera del portiere Alessandro Plizzari. Prima la gravissima incertezza di Fulignati che ha consentito alla Ternana di pareggiare 3-3 e adesso altrettanto, praticamente un gol in fotocopia quello del Cesena. Conclusione di sinistro da circa 20 metri del centrocampista maglia numero 8 Schiavone. Alessandro Plizzari incertissimo, prima intercetta il pallone, poi il pallone stesso sfugge praticamente dalle mani dell'estremo difensore rossoverde della Ternana e termina in fondo al sacco. Dunque la nuova situazione tra l'entusiasmo dei 10.000 del Dino Manuzzi. Siamo esattamente alla mezz'ora, Cesena 4, Ternana 3. Torniamo a Cesena, dove la squadra di casa è andata vicinissima al quinto gol, molto bello il destro a girare su calcio di punizione di Schiavone, pallone che è terminato veramente poco distante dall'incrocio dei pali della porta difesa da un incertissimo Plizzari. Il contropiede, la ripartenza adesso della formazione romagnola con Iallovo che appoggia a Laribi ha di fronte a sé Vitiello, molto bravo l'esperto difensore della Ternana che riesce in qualche modo a strappare letteralmente il pallone dai piedi di Karim, evitando una limpidissima opportunità, ma il tempo sta per scadere, soltanto 30 secondi. E questa è l'ultima azione della partita, ci prova Montalto dalla distanza da 30 metri, un sinistro veramente fantastico e stavolta c'è il miracolo, autentico miracolo sportivo di Andrea Fulignati che toglie il pallone da sotto la traversa. Cesena si salva, anche Alessandro Plizzari il portiere della Ternana adesso è nell'area di rigore, mancano soltanto pochissimi secondi, la conclusione, ancora pallone all'interno, cade un giocatore della Ternana, Signori in particolare, ma l'arbitro fischia fallo in attacco. A questo punto potremmo dire che la partita termina qui. Eccolo qua il segnale di chiusura dunque di questo incontro, vinto dunque dal Cesena tra mille emozioni, tantissime palle gol. Il Cesena dunque ha vinto per 4-3 nei confronti della Ternana. Rapidamente i marcatori, vantaggio della formazione ospite con Valiant nel primo tempo, poi la doppietta di Moncini, il gol di Yallov per il 3-1 del Cesena. Nel finale di primo tempo la rete di Carretta che ha riaperto la partita. Poi nella ripresa altre emozioni, il pareggio della Ternana con Luca Tremolada e al 30esimo del secondo tempo la rete che ha deciso questa partita molto intensa, l'ha firmata il centrocampista Schiavone. Il Cesena così torna al successo dopo 5 turni, mentre per la Ternana possiamo parlare di debutto amaro, amarissimo per Ferruccio Mariani che proprio oggi prendeva il posto del sonerato Sandro Pocesci sulla panchina rossoverde. La Ternana resta ultima in classifica con 22 punti, invece bel balzo in classifica del Cesena che raggiunge come detto il Novara a quota 27, temporaneamente fuori dalla zona play-out. Insomma possiamo dire sinteticamente con un telegramma che ha vinto chi ha sbagliato di meno.